Nel 2016 l'Ordine degli Psicologi del Veneto ha indotto il Premio Innovazione. Chi ha vinto il Premio Innovazione nel 2016, presentando un progetto quanto mai interessante, nonostante anche tutti gli altri fossero sicuramente degli ottimi progetti, ma la Commissione ha ritenuto che quello più innovativo, quello più originale fosse stato quello della dottoressa Daniela De Cesario. Un progetto in merito a quello che è la procreazione medicalmente assistita, anche PMA. È un progetto che prevede il sostegno e l'attenzione psicologica al supporto delle coppie che intraprendono questo tipo di percorso. Sicuramente la parte medica ha il suo valore, ma anche l'aspetto psicologico è sicuramente rilevante e determinante per quello che è l'attenzione e la presa in carico di queste persone. Così, a fronte della vittoria di questo premio e di questo progetto così originale, si è deciso come consiglio, io in primis oltretutto, di dialogare con la dottoressa De Cesario per cercare di vedere come poter dare ancora maggior risalto a un progetto così innovativo e così originale. Nel 2016 il progetto Cercando un figlio vinceva il primo premio Innovazione in Psicologia dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Il progetto si proponeva di creare sostegno e supporto alle coppie che affrontano il faticoso e lungo percorso di procreazione medicalmente assistita, cercando di valorizzare l'importanza di questo sostegno e di sostenere le coppie che affrontano questo viaggio. Dal 2016 ad oggi il progetto è in fase di realizzazione e abbiamo raccolto in questo periodo tante storie, abbiamo dato sostegno a tante coppie e ascoltato veramente tante emozioni, alcune delle quali in questa giornata speciale cercheremo di condividere con voi. Mio marito era militare e dopo alcune missioni hanno riscontrato una malattia nel sangue e di conseguenza all'epoca la biologa ci disse che con questa patologia non potevamo avere dei figli naturalmente e quindi l'unico modo per poterne avere era appunto la fecondazione assistita. Di conseguenza non è che noi non potevamo averne, ma non possiamo averne proprio naturalmente proprio per la problematica di mio marito. Io ho la sindrome dell'ovario policistico a livello abbastanza grave e l'ho sempre saputo perché ce l'aveva anche mia mamma, quindi fin da piccolina, tipo 15-16 anni, mi ha fatto fare i controlli del caso, eccetera. Quindi in realtà l'ho sempre saputo che non sarebbe stata proprio una passeggiata. E diciamo però che la conferma effettiva c'è stata nel 2011, quando ho compiuto 30 anni, il mio compagno 31 e abbiamo deciso che era ora di provare ad allargare la famiglia. Io l'ho scoperta, tra virgolette, diciamo tramite un social, Facebook, perché allora io e il mio compagno siamo assieme da 12 anni, abbiamo provato per 6 anni naturalmente e non siamo riusciti, fino a che abbiamo detto proviamo ad andare a fare un po' di esami e vedere. Ovviamente la prima cosa che viene tartassata, diciamo, è la donna. La donna viene girata come un calzino prima di passare anche all'uomo a fare gli esami. Quindi io ho fatto tutto e alla fine io ero tutto a posto e hanno provato con lui, hanno fatto l'esame del spermiogramma e da lì praticamente il risultato che lui aveva praticamente, aveva pochi e pigri. Non avevano proprio voglia di correre, si stancavano prima. E niente, quindi sono andata da un ginecologo e lì mi ha detto, proprio me l'ha detto in faccia, fa: signora, mi dispiace, fa l'unica cosa che se lei vuole avere un figlio deve fare la fecondazione. E lì è stata una doccia fredda perché io non sono mai stata contro a questa cosa, però io avevo sempre detto io non la farò mai, però è proprio vero, fino a quando non ti capita non puoi dire non la farò mai, perché sono andata dentro e quindi l'ho affrontata. Il primo pensiero è stato perché proprio a me, perché chiaramente dopo all'epoca c'era già Facebook, quindi i vari gruppi del caso e tantissime persone che hanno il mio stesso problema, anche forse più grave del mio, ci sono riuscite e io no.
E chiaramente sì, ovvio che non me ne faccio una colpa di questo, perché avendolo sempre saputo non posso dire è colpa mia, è colpa del mio compagno, è colpa di tutti e due, insomma vabbè. Diciamo che forse avendolo sempre saputo è stata una cosa che mi ha aiutato ad elaborare con un po' più con meno emotività questa cosa, insomma. Beh, inizialmente preoccupazione per quanto riguarda, ok, mio marito, e poi comunque un po' il dispiacere del fatto di non poter avere dei figli naturalmente e dover per forza aver bisogno della medicina, sostanzialmente, perché fare la fecondazione vuol dire non è l'atto d'amore in sé, ma appunto dover andare su e giù dai medici, visite e tutto quello che gli va dietro. Da quando abbiamo scoperto che non potevamo avere figli naturalmente sono passati 2 anni e mezzo. Diciamo che ogni volta che avevamo un atto d'amore il nostro dispiacere era quello appunto di non poter provare, proprio perché avevamo paura che se rimanessi incinta ci sarebbero stati problemi, anche perché non era il fatto di eventualmente perdere il bambino, ma era appunto la problematica che il bambino nascesse con gravi malformazioni e che quindi dovevo arrivare all'aborto, cosa che io non sono contraria, ecco. Ho fatto il primo colloquio fatto su un centro a Uderzo e lì mi avevano messo in lista per 3 anni. Io avevo 39 anni e ho detto dove vado? Alla fine ho detto in lista d'attesa per 3 anni, è stata un po' una bella batosta, ho pianto tanto e ho detto adesso e mi sono messa in lista e ho aspettato un po'. Abbiamo iniziato tutta la trafila all'inizio con qualche rapporto mirato, qualche stimolazione blanda, senza risultati. E nel frattempo chiaramente i controlli li aveva fatti anche il mio compagno, lui era abbastanza normale, insomma non c'era niente che potesse dire non ce la farete mai, ecco. E nel 2013 ho fatto la prima stimolazione per la FIVET e sono andata in iperstimolazione ovarica, perché chi ha il problema come il mio, oltre ad avere la sfortuna di avere l'infertilità, ha anche la sfortuna che con le stimolazioni ormonali può capitare che vada in iperstimolazione, quindi troppi ovuli, ingrossamento ovarico, riposo assoluto. E gli embrioni che si ottengono, se si ottengono, non sono di ottimissima qualità e non possono essere trasferiti subito, quindi devono essere congelati. E insomma, diciamo che da dicembre 2013 il primo transfer l'ho fatto a maggio 2014. Negativo, chiaramente. E ne è seguito un altro a settembre negativo e un altro a gennaio negativo. E dopodiché mi sono preso un po' di stop, ci siamo presi un po' di stop. Abbiamo fatto degli altri approfondimenti e nel frattempo è passato un anno e nel 2016 ho incontrato il mio attuale medico, il mio attuale ginecologo, per fortuna, che ha provato a dirmi che secondo lui le cisti che avevo nelle ovaie potevano essere dovute anche all'endometriosi. E quindi è iniziata un'altra trafila e alla fine, a giugno 2016, mi sono operata per eliminare queste cisti e dei focolai di endometriosi che avevano scoperto. E ero già in lista per fare un altro tentativo entro l'anno, e sempre dello stesso centro, e mi ricordo il 30 di agosto del 2016 ho fatto il controllo post-operatorio, perché mi ero operata appunto a giugno, e mi hanno detto: signora, qui è sparito tutto, se lei deve fare una stimolazione possiamo partire anche subito, vado in farmacia, le diamo il piano terapeutico, va in farmacia, si prende le punture, inizia stasera. Io ho detto boh, vabbè, proviamo, e il 14 settembre ho fatto il pick-up degli ovociti, il 19 settembre ho fatto il transfer del primo
del primo embrione di 5 giorni. E il 4 ottobre incredibilmente ero incinta. Mio marito mi ha supportato fin da subito, non perché il problema era suo, ma proprio per coppia, siamo stati molto vicini su questo. Diciamo che abbiamo affrontato la cosa insieme senza problemi, infatti non abbiamo, a livello proprio di coppia, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi ci ha unito di più tutto il percorso è stato sereno. Diciamo che la nostra scelta è stata naturale, siccome volevamo avere un figlio nostro e avevamo appunto questa problematica, e visto che la biologa ci aveva suggerito questo percorso, abbiamo intrapreso questo percorso insieme senza nessun problema. Anche le visite che generalmente magari può fare un uomo, che può risultare un po' difficile, lui l'ha sempre affrontato con tranquillità. Io ho iniziato questo percorso esattamente nel 2006, abbiamo fatto tutto l'iter e il transfer l'abbiamo fatto a luglio, e dopo 15 giorni ho fatto appunto gli esami del sangue molto attesi quella mattina, e ricordo che appunto insieme con mio marito abbiamo guardato gli esami del sangue, se era risultato che ero incinta, e fortunatamente è risultato che lo ero. Ho chiamato a Modena, dove io appunto ho fatto la fecondazione, e ci hanno detto appunto di andare lì la settimana dopo per fare gli altri esami. Ho parlato anche con la biologa, tanto che ci ha detto: mi raccomando, adesso state attenti, perché le prime settimane sono un po' più a rischio, però vivi serenamente la cosa. E niente, poi ho fatto le successive settimane, ho fatto gli altri esami del sangue e ero ancora incinta, quindi la paura mi è un po' svanita. Nell'anno 23 febbraio 2007 sono nati i miei 2 gemellini, Fabio e Stefano, che oggi hanno quasi 12 anni, fortunatamente. Purtroppo però a 7 settimane, io che stavo festeggiando, stavo già guardando il calendario per prendermi la maternità, c'è cose che fuori da ogni grazia di Dio, però lo fai perché è indubbio che si faccia, e a 7 settimane ho abortito, purtroppo, e basta, è finita là. Ho fatto altri 2, chiaramente controlli del caso, perché fortunatamente non ho avuto bisogno di fare interventi, quindi raschiamenti o cose. E controlli del caso, si riparte con altri 2 embrioni congelati, 2 transfer negativi, e siamo già al 2017 nel frattempo, e ci fermiamo, facciamo ulteriori approfondimenti e decidiamo di cambiare centro, perché era cambiata l'equipe e non mi piaceva quella nuova. L'attesa era di più di un anno, quindi avevo già più di 35 anni, quindi insomma diciamo che non è proprio il massimo della vita, aspettare un anno senza far nulla. Sono andata a Milano, in un centro che consiglio, anche se a me non è andata bene, e nel giro di 2 mesi ho fatto prime visite, inizio stimolazione eccetera, e iperstimolazione di nuovo, perché chiaramente non mi faccio mancare nulla, e un transfer negativo, l'ultimo ad agosto di quest'anno, del 2018. E dopo questo tentativo abbiamo deciso di fermarci, se sarà per sempre o per un periodo non lo so ancora, non lo sappiamo ancora sinceramente. Sappiamo solo che se dovessimo ripartire non faremo sicuramente un'omologa, nel senso con i nostri gameti, quindi i miei ovuli e i suoi spermatozoi. Faremo un'eterologa per avere più possibilità, perché chiaramente se su 7 transfer non è andato bene uno che poi è andato male, non ha senso, secondo il nostro parere, continuare con un percorso omologo, visto che i risultati non ci sono stati.
Quindi io da gennaio 2014 fino a settembre 2014 ho fatto altro che piangere perché non vedevo una via d'uscita, fino a quando un giorno, parlando con una mia cugina che lei ha fatto questo percorso, lei mi fa: guarda, su Facebook c'è un gruppo proprio apposta di fecondazione assistita, se vuoi io ti iscrivo. Il mio compagno non accettava tanto questa cosa perché il problema era lui. Quindi andavo io a portare tutte le visite che lui faceva, andavo a portare io gli esami e tutto quanto, perché lui proprio non riusciva a affrontare questo discorso. Infatti anche noi come coppia non siamo andati in crisi, però non abbiamo mai affrontato bene il discorso. Quando provavo a affrontare il discorso lui praticamente gli scendevano le lacrime e allora lasciavo da parte e andava avanti come doveva andare. Erano le 11:30 di sera, guarda, mi ricordo come fosse adesso. Mi fa: prendi, scrivi sul gruppo se conoscono qualche centro dove noi possiamo fare magari un po' prima. Io ho scritto, ho fatto appunto la domanda e alle 4 del mattino sono andata a leggermi subito il telefono e c'erano messi 7 centri. Che queste ragazze mi avevano scritto su vari centri, però c'era un centro solo che proprio io come l'ho letto ho avuto la tachicardia e ho detto: questo è il centro che fa per me. Era a Milano. Io ho chiamato, era il 20 settembre, ho chiamato il centro di Milano e ho chiesto un appuntamento, me l'hanno dato per il 5 ottobre, io sono andata su, ho fatto col mio compagno, siamo andati su, abbiamo fatto il colloquio, ho portato tutti gli esami che avevo fatto praticamente sul centro qua di Oderzo, quindi ero anche fortunata perché ero presa avanti e loro niente, mi hanno detto: sì signora, lei è giovane, cioè giovane, avevo 40 anni comunque quasi, però ce la possiamo fare. E dopo alla fine io ho fatto il PIC il 2 dicembre del 2014 e il 5 dicembre loro me li hanno trasferiti. La biologa mi fa: sei pronta a diventare mamma di 3 gemelli? Io gli faccio: no. Ho detto: io 3 gemelli, ho detto non sono pronta. Lei l'ha fatto nella battuta scherzosa perché io in testa mia ne avevo, ero partita che ne avevo 1 e basta. Il 17 dicembre abbiamo scoperto facciamo gli esami del sangue e leggiamo il valore 414. Io mando subito il messaggio praticamente alla biologa Maxia e gli faccio: dottoressa, ho detto il risultato è 414, fa: madonna, fai super incinta sei. E io subito: non sono 3 gemelli, vero? E lei mi fa: no, guarda, il valore è basso, per me sono 2. Dopo una settimana li ho rifatti, infatti il valore era rimasto basso, era 575 e mi fa: non ti preoccupare, sono 2, perché io proprio dei 3 non riuscivo a accettare. La settimana dopo mi fa: fai un altro esame del sangue giusto per sicurezza e dopo basta, e dopo alla 6ª settimana, quindi io l'ho fatto il 7 gennaio, puoi fare pure l'ecografia per vedere. Va bene, faccio l'esame del sangue, era 5000 e passa. Il 7 gennaio faccio l'ecografia e il risultato praticamente sono 2 embrioni. Io felicissima, proprio ero contenta, gli faccio: il dottore ma ha controllato bene? E fa: sì, stai tranquilla, sono 2. Dopo 20 giorni io mi sento male, il mio compagno mi porta in ospedale. Spiego che ho fatto la fecondazione, che sono incinta di 2 gemelli, mi visita, a un certo punto mi fa: ma qua non ce ne sono 2, ce ne sono 3? Faccio: no, dottoressa, è impossibile, controlla bene, e alla fine erano 3 perché un embrione si è sdoppiato. Io facendo le punture di progesterone avevo l'1% di possibilità e sono andata dentro sull'1% di possibilità che un embrione si sdoppiasse, e quindi ho 2 maschi che erano sulla stessa placenta e la femmina che è per conto suo. Con i 2 maschi, avendo la stessa placenta, c'è praticamente il rischio del feto fetale, che un maschio poteva praticamente ricevere più sangue dell'altro e poteva farmi un infarto e morire. Io all'inizio, quando ho scoperto che erano 2, avevo un appuntamento qui a Treviso per fare la villocentesi. Vado dalla dottoressa per fare un colloquio e la dottoressa praticamente, quando gli ho detto: dottoressa, c'è solo un problema, fa: non sono più 2, fa: ma sono 3. Lei proprio in faccia mi ha detto: mi dispiace, fa, io la villocentesi non la faccio, la mando su un centro a Trieste perché lei deve fare la selettiva. Io sinceramente non sapevo cosa volesse dire e gli faccio: scusa, ho detto, ma cosa vuol dire? Fa: lei signora deve sacrificarne 1
dei due che sono sulla stessa placenta. Io lì non sapevo se rispondere con cattiveria o alzarmi o andare via o cosa, perché ho cominciato ad avere le gambe che mi tremavano, il mio compagno mi guardava come per dire ma cosa ci stanno dicendo, cosa ci sta succedendo. Ho detto alla fine ho fatto un percorso e adesso devo fare anche una selettiva, non riuscivo proprio a capire il perché di questo. Siamo andati a casa, ci hanno messo in contatto con Trieste, ma io assolutamente, cioè né io e né lui eravamo d'accordo di fare la selettiva. Ho detto, non avevo mai accettato, sono sincera, all'inizio i 3, però una volta che ce li avevo dentro ho detto come faccio adesso io a prendere e a sacrificarne uno, vado a farmi le ecografie e me lo vedo, ho detto assolutamente no, ormai ho detto, sono in gioco e gioco fino alla fine. Io non ho mai avuto un crollo di ormoni fino al 4º mese, quando ho fatto la miocentesi. Dalla miocentesi abbiamo scoperto che erano 2 maschietti e una femminuccia. Tutti mi chiedevano i nomi, io l'ho sempre tenuto nascosto fino alla fine perché era una sorpresa. E perché? Perché i 2 maschi li abbiamo scelti noi e invece il nome della femminuccia, diciamo, ho fatto contenta una mia zia che lei mi ha detto se avessi una femmina mi piacerebbe il nome Aurora e io ero un po' indecisa perché a me piaceva il nome Angelica, però una notte mi sono sognata che avevo una voce di una bambina che si chiamava Aurora che mi chiamava e facevo Aurora base, allora ho detto mia figlia si chiamerà Aurora e gli altri 2 maschietti sono Riccardo e Cristian che alla fine io ho partorito a 31 settimane perché Riccardo, l'ultimo ovviamente sempre che era stato il sbirulino, lui mi ha rotto il sacco e quindi alla fine mi ha fatto fare un cesareo d'urgenza di domenica mattina a mezzogiorno e io il 28 giugno 2015 sono diventata mamma di 3 gemelli. 11 anni fa, anzi 12, non c'era nessun aiuto né psicologico né non c'era Facebook, cosa che adesso Facebook ti aiuta anche appunto a conoscere eventualmente delle persone che ti possono aiutare, quindi all'epoca non c'era assolutamente niente. Era il tuo problema e ti dovevi arrangiare. Io ad esempio mi sono appoggiata ad alcune donne che avevano intrapreso anche loro la fecondazione e in quel caso mi hanno aiutato, mi hanno supportato. E ecco, l'unico aiuto che posso aver avuto sono state da queste persone che hanno affrontato il mio stesso percorso anni prima. Ma a livello psicologico no, più che altro non c'era informazione e quindi non trovando informazione non sai neanche da che parte sbattere la testa, cosa che invece per fortuna adesso c'è chi ti può aiutare anche a livello psicologico e secondo me è la cosa principale perché altrimenti vai fuori di testa. Io se avessi una bacchetta magica, prima cosa affiancherei un psicologo. Soprattutto per la donna, perché la donna deve farsi le punture. Io mi sono fatta le punture da sola sulla pancia ed ero proprio da sola perché non avevo nessuno a casa con me. E quindi proprio magari un aiuto proprio a parlare, ad affrontare questo discorso, anche perché comunque tu facendoti le punture butti dentro anche ormoni e non puoi mai sapere come il tuo corpo, proprio come reagisce la tua mente, perché comunque è anche tanto una cosa mentale, almeno per me è stata molto, molto dura mentalmente affrontare il tutto proprio, questo sì, e dopo una bacchetta magica soprattutto anche perché questo discorso, cioè non ci si deve vergognare. Io che sono entrata dentro sulla fecondazione assistita non mi sono mai vergognata e non mi vergognerò mai, anzi se posso aiutare sono la prima. Proprio alle coppie di aiutarsi uno con l'altro, di affrontare proprio il discorso senza paura e senza vergogna. In un gruppo Facebook appunto è venuto fuori un avviso, una locandina, adesso non ricordo, di un incontro gratuito, un appuntamento gratuito per appunto chi fa PMA con una psicologa e ho detto ma sì, proviamo, tanto male non fa. Tra l'altro io avevo già deciso che quello sarebbe stato il nostro ultimo tentativo, insomma noi avevamo già deciso che quello sarebbe stato il nostro ultimo tentativo e quindi ho detto vabbè, affrontiamo anche questo scoglio e proviamo ed effettivamente ammetto che
è molto servito a me personalmente, anche il mio compagno non è mai venuto, non perché appunto non fosse d'accordo, però perché sentivo che doveva essere una cosa che dovevo fare io solamente. E niente, purtroppo appunto ho iniziato tardi, nel senso che magari avendolo avuto anche nel centro precedente, forse vabbè, sicuramente gli esiti non sarebbero cambiati, perché non è che se uno è sereno psicologicamente l'embrione si impianta o no, cioè può essere, però con la genetica ha poco a che fare, insomma, ecco, però sicuramente psicologicamente aiuta. Diciamo che il mio compagno è una persona fantastica, mi ha molto aiutato, nonostante, ok, il problema non è mio o suo, il problema è della coppia alla fine, perché comunque i figli si fanno in due. Nei momenti di sbalzi ormonali, nei momenti di luna, nei momenti di tutti questo turbinio che ti capita quando fai PMA, e gli ho detto tranquillamente, ho detto beh, ascolta, tu che puoi averli, prenditi la prima che capita e facci un figlio, e mi fa sì, ma io il figlio lo voglio con te, non lo voglio con la prima che capita. E allora da là ho capito che effettivamente sì, insomma, nel senso che eravamo uniti prima, siamo uniti anche adesso, anzi ci sposiamo l'anno prossimo, quindi se non avessi avuto lui non so se avrei continuato a fare tutto quello che ho fatto, ecco, tutto qua.